Cos'è il patto di non concorrenza? La cessione di un'attività imprenditoriale comporta l'obbligo per il cedente di astenersi per un periodo di massimo 5 anni dall'iniziare una nuova attività che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Perché questo divieto? Per garantire all'acquirente dell'azienda di mantenere il pacchetto clienti e così l'avviamento commerciale. Quando è che il venditore viola il patto di non concorrenza? Quando inizia una nuova impresa, ossia quando avvia una nuova attività di natura affine a quella ceduta. Quindi, se il venditore diventa dipendente di un'azienda concorrente, il patto non può mai dirsi violato? Non sempre. Facciamo l'esempio di un caso limite. Se il venditore cede il proprio bar e poi diventa solo formalmente dipendente del nuovo bar aperto guarda caso da suo figlio a pochi metri di distanza dall'esercizio ceduto, il patto potrebbe dirsi violato. Ovviamente, purché si sia in grado di dimostrare che il figlio altri non è che un prestanome di cui si è servito il venditore per eludere il divieto. Al di fuori di questo caso, il patto di non concorrenza può essere violato dall'imprenditore, figura che, a differenza del lavoratore dipendente, dispone di un'organizzazione idonea a sviare la clientela dell'altrui impresa. Il collaboratore con partita IVA, al pari del dipendente, non dovrebbe incorrere nel rischio di violare il patto di non concorrenza, purché di reale collaborazione si tratti. Infatti, ove il collaboratore ricoprisse un ruolo imprenditoriale all'interno dell'azienda, il patto potrebbe essere violato. Per maggiori informazioni, visitate la nostra pagina web e seguiteci su Facebook.